Hello amigos, buonasera ragazzi e salve Wagyu. Madonna mia, mamma mia, come mi fanno incazzare, come mi fanno incazzare. Come dico io, ma io mi domando e dico, poi dico e mi domando. Ma come cazzo è possibile, porca puttana la miseria, pareggiare una partita come questa, come cazzo sia possibile? Nacci, ma no. Nacci. Già ci sono sciarrafu, noi già ci sono. Che cazzo sia possibile? Cazzo sia possibile? Cazzo sia possibile? Arbitraggio scandaloso di merda, arbitraggio scandaloso di merda, come sempre, sempre, ci sta niente da fare, ci sta niente da fare. Io l'ho detto anche nello scorso video, l'arbitraggio in Italia è corrotto e fa schifo, sono incompetenti, sono disonesti, mi danno il vomito, li odio, a tutta la classe arbitrale italiana e a chi la mise. Veniamo a noi. Napoli 2, Atalanta 2, gol di... Non mi sono scordati chi ha fatto gol. Ma non mi fanno incazzare. Maksimovic. Pareggio di Freuler. Napoli che passa in vantaggio nuovamente con Milik. Secondo tempo. Poi ci sta un rigorino. Ma quei rigorini proprio che quei Juventini, che i Fiorentini, che i Sassuolini, come cazzo li chiama, ricordano quello di Mertens, ricordano quello... Chis non era rigore, li portacci, non era rigore Chis, no, non era rigore, no, non era rigore Chis. È l'ennesimo rigore non fischiato, è stato ancora a pensare a Mertens, che poi fu anche toccato in quel caso. È stato ancora a pensare che avevamo un rigore che la Fiorentina che è inesistente, perché l'abbiamo visto dopo con le partite successive, che è una regola che non ha avuto vita nelle successive partite, domeniche, non ha avuto vita. È stato applicato solo col Napoli nella prima giornata di campionato, che è la regola. Che a qualsiasi tocco di mano è rigore. E infatti, domenica scorsa, non ci dimentichiamo i rigori della Juve col Bologna, non ci dimentichiamo quelli della Lazio, non ci dimentichiamo quelli là contro il... Vabbè, lasciamo perdere il passato, ok? Stasera. Io voglio pure capire che Napoli ha fatto una grande prestazione dopo che si è preso un pareggini così di poco conto, quando magari meritava di vincerle anche. Ennesimi 2 pali presi, ogni partita media ormai è di 2 pali fissi. Ci sta poi il pareggio comunque, come stavo dicendo, di Ilicic. Come è nato questo pareggio di Ilicic negli ultimi 5 minuti regolamentari? Come è nato? È nato da un'azione viziata, da un fallo in area sul Llorente, che praticamente un difensore atalantino, che non ricordo il nome, scusate, si è disinteressato del pallone, fatto così, e proprio mi ha dato un gol. Il Llorente è 2,5 metri, per fare carriera all'Oriente, no? Mamma mia, ha fatto pure, si può dire che se pure uccideva se Llorente non alzava il braccio, se non alzava il braccio, lo uccideva. Poi mi venite a dire, no, il rigorino Mertens, no, contro la Fiorentina. Ma andate a cagare voi, questi arbitri di merda che vi sostengono, perché una classe di arbitraggio italiano proprio, mamma mia, non sto azzeccando neanche parole, mi facete così incazzare, volesse tenere capo, volesse tenere incatenata, no? Una frusta, dice, che sei buio,
Perché no? Me le hai spiegato perché ne era su rigori? Mamma me le hai spiegato. Tanto me le hai spiegato. Tanto sì, me le hai spiegato. Tanto sì, me le hai spiegato. Me le hai spiegato su rigori. Spiegamelo, spiegamelo. Ah sì? E perché non le rate là? Ah sì? E perché le rate là? Ah sì? Buffasse, frustasse. Non solo all'arbitro che te, a tutti, Rizzolo compreso, pozza passano ai Rizzolo. Mannaggia. Chiudendo, saranno un infarto. Chiudendo questa discussione con arbitrale, Napoli che è la solita difesa di merda, perché quest'anno che doveva essere Koulibaly, Manolas, deve essere una difesa di Fier, abbiamo fatto acqua da oltre Napoli che comunque subisce così l'azione viziata, dico, ma tu hai subito un gol. Ma tu stai a quanti gol subiti? Non mi ricordo se quanti ne so, 13, 14. Non è possibile che siamo in questa situazione. Che in una partita 1-0 non si può vincere se tu non fai 5-6 e ciù. È incredibile, è incredibile. Vabbè ragazzi, sto sudando, sto troppo incazzato. Basta così. Sempre forza Napoli. Napoli che comunque si è giocato, penso ormai una delle ultime carte. L'Atalanta ha giocato bene, ma abbiamo dominato, cioè meritavamo sicuramente il 3-1. Rigore o non rigore, comunque. Vabbè ragazzi, sempre forza Napoli, ci vediamo alla prossima partita. Sono troppo incazzato, ci fa schifo.